Iniziamo! Giudici pronti? Quando volete! Si parte! Partita la gara! 3 giri per la 21, 2 giri per la 14, un giro per la 7. Ragazzi, questa è la sesta! Fortunatamente abbiamo la fortuna di beccare sempre delle belle giornate, 700 atleti quasi alla partenza e ci riteniamo soddisfatti. Stiamo crescendo, speriamo che diventi un giorno di festa per tutti. Tutto questo è possibile perché siamo un bel gruppo affiatato, che ognuno fa la sua parte di lavoro e poi che si concentra l'ultima settimana è un impegno importante. Fortunatamente siamo in tanti, ci aiutiamo e portiamo avanti questa manifestazione e con la speranza di farla crescere sempre. Ecco tutti i nostri amici delle 7, siamo pronti? 5, 4, togliamo il nastro. Via! Partita anche la 7! Ragazzi, per voi è una festa! Il vostro obiettivo è... Parliamo del percorso. Il percorso piace molto a tanti atleti che mi hanno pure chiamato perché volevano fare dei test, atleti con prospettive, ragazzine, mi hanno chiesto che tipo di percorso è, se ne valeva la pena provare per fare un piccolo test. Abbiamo una discesa subito prima della partenza e poi una leggera salita che viene distribuita in zona Torre Candele, però fondamentalmente è un percorso a mio modo di vedere anche veloce, non è molto pesante. I partecipanti da dove provengono? Ma da tutta la Sicilia, e qualcuno anche da fuori, ma la maggior parte è proveniente da tutta la Sicilia. Cosa auguriamo a tutti loro? Che si divertano e che sia un giorno di festa per tutti. Chi vincerà? Lo sport, l'amicizia? Ah, sicuramente, il fine è sempre quello di divertirsi e lo sport poi va bene anche alla salute, questo è saputo e risaputo, per cui noi ce la mettiamo e cerchiamo di fare tutto il possibile per far avvicinare a questo sport la gente. È una manifestazione sportiva e come tale va vissuta con leggerezza per quello che rappresenta soprattutto, e speriamo che possa essere un messaggio per i giovani affinché si avvicinino a questo sport. Siamo molto contenti di questa giornata, vedo che c'è una bellissima affluenza organizzata nei minimi dettagli da parte dell'Associazione Atletica Nebrodi. Grazie a Dio anche il tempo sta tenendo, quindi ci divertiremo con una bella giornata di sport. Cosa rappresenta lo sport per voi? Ma lo sport alla fine nella vita quotidiana penso che sia una cosa importantissima perché ci permette anche di uscire dagli standard lavorativi, dagli stress lavorativi e grazie a Dio nel nostro territorio ci sono parecchie associazioni che permettono di fare questo, quindi all'atletica, al calcio, al trekking e anche il territorio permette di vedere ottimi panorami, ottime sensazioni e staccare la spina da quello che è la cittadina.
soddisfazione grandissima correre nel mio stesso paese. Speriamo, in bocca al lupo a tutti.